Il Veneto rischia molto perché noi siamo una catena di produzione dentro le filiere nobili e sono quelle che oggi soffrono. La nostra regione rischia di pagare un prezzo salato con l'impatto economico della pandemia prima e della guerra poi, con i rincari di energia, gas e materie prime. Un allarme che, sottolinea l'assessore Donazzani, il Veneto aveva lanciato diversi mesi fa, ma sottovalutato. Si doveva, aggiunge, intervenire prima sui costi dell'energia, ad esempio come fatto in Francia, fissando un tetto sulle bollette. Qui invece lasciamo le imprese che si arrangino, le famiglie hanno avuto un bonus, ma quelle sono risorse a perdere, non si fanno investimenti strategici per aiutare le imprese. Il tema energetico, strettamente legato a quello del gas e dei trasporti, è centrale per famiglie e imprese. Per l'assessore Bottaccin bisogna puntare il più possibile sulle fonti rinnovabili, con un ma. Sarà difficile pensare di poter utilizzare solo ed esclusivamente fonti rinnovabili per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che la fonte rinnovabile non è continua, quindi ci sono dei momenti in cui viene prodotta e dei momenti in cui non è possibile produrla, quindi va accumulata, e pensiamo per esempio che tutti i materiali per produrre le batterie sono in mano ai cinesi e quindi rischieremo di diventare totalmente dipendenti da un unico paese, cosa che non ci possiamo permettere. Tutto questo rientra in un progetto di sostenibilità che deve però fare i conti con la salvaguardia dell'economia e una tutela ambientale minacciata dai cambiamenti climatici che impongono di fare in fretta. Negli ultimi 30 anni, spiega l'assessore Bottaccini, in Veneto abbiamo registrato un aumento di temperatura di 1,5 gradi. Per i due rappresentanti della giunta regionale in questo quadro diventa strategico il PNRR, che va però rivisto negli obiettivi e nelle modalità. Alcuni obiettivi, alcuni progetti, alcuni target devono essere modificati a mio modo di vedere tenendo conto della contingenza dei fatti. Oggi la priorità assoluta probabilmente è quella energetica, i costi delle materie prime che mettono in difficoltà le imprese, che mettono in difficoltà i cittadini, quindi bisogna puntare prima di tutto su questo.